Non sarà una nuorese in salsa romana quella che parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Si riparte dal presidente Michele Artedino che, dopo aver atteso 10 giorni che la cordata di imprenditori romani si palesasse e facesse proposte concrete per rilevare la società, ha deciso di dare un taglio alla trattativa, in verità mai decollata veramente, e di procedere all'iscrizione della nuorese al campionato. Una decisione che il presidente Artedino ha preso nelle ultime ore al fine di dare un futuro alla squadra, nonostante al momento sia il solo a sostenere il peso della società e non ci siano all'orizzonte, almeno nel breve periodo, nuovi soci che contribuiscano a sostenere economicamente il campionato. Pertanto nei prossimi giorni verranno predisposte le pratiche per procedere, entro i termini fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti, che scadono il 12 luglio, all'iscrizione della nuorese al terzo campionato consecutivo in Serie D. Il massimo dirigente verde-azzurro entro la prossima settimana dovrebbe sciogliere anche il nodo allenatore. Quanto agli obiettivi, al momento non è dato conoscerli, ma sicuramente sarà un progetto che mira a fare di necessità virtù, con un budget ritagliato sull'attuale situazione economica cittadina. È possibile che venga allestita una formazione giovane con qualche veterano di provata esperienza sulla falsariga di quanto fatto nella passata stagione, ma con costi ancora più ridotti. Quanto al nome dell'allenatore ci sono alcune ipotesi in ballo, ma la società scioglierà il nodo solo dopo il 30 giugno, quando di fatto si concluderà la stagione calcistica 2015-2016 e tutti i contratti di calciatori e tecnici si azzereranno. Tra i papabili alla panchina verde-azzurra rimane il tecnico Marco Mariotti, che anche recentemente ha ribadito la sua volontà, se ci fossero le condizioni, di continuare il suo rapporto con la nuorese. Ma è presto per fare nomi. La buona notizia al momento è che la nuorese verrà iscritta al campionato, cosa che fino a poche ore fa non era scontata e si profilava la consegna della società al sindaco con tutte le conseguenze del caso.